Stiamo vivendo un momento particolare in cui le competenze sono passate dalle province alla regione e c'è tutta una serie di norme nuove proprio specifiche per quanto riguarda l'immissione della fauna ittica. Il nostro obiettivo, l'obiettivo della regione, è quello di cercare di mantenere il sistema gestionale già attuato dalle province, dalla provincia di Belluno in particolare negli ultimi 20 anni, e quindi continuare anche con attività di immissione di fauna ittica di specie di salmonidi importanti come la trota fario, la trota iridea e il coregone per quanto riguarda le aree lacustri. La Regione Veneto sta lavorando in questa direzione per mantenere questo sistema gestionale anche in futuro. Speriamo di continuare a dialogare e collaborare con i ministeri a livello nazionale per riuscire a ottenere questo obiettivo. Questo obiettivo si inquadra nella pianificazione più generale della Carta Ittica regionale, che è in corso di approvazione. Il mio intervento ha riguardato appunto la Carta Ittica regionale, che è la prima che è stata adottata e verrà di prossima approvazione, ed è il primo strumento pianificatorio a livello regionale dopo le diverse carte ittiche provinciali che ci sono state nel passato. Anche questo, la carta ittica è uno strumento pianificatorio molto importante che tende appunto a uniformare la gestione della fauna ittica e anche delle pratiche di pesca sportiva e di pesca professionale per tutto il territorio veneto. È un appuntamento importantissimo questo della Fiera di Longarone, proprio per parlare di gestione della fauna ittica. È un'occasione importante per confrontarci con le associazioni di settore particolarmente importanti e organizzate nella provincia di Belluno e in tutta la zona, diciamo, alpina che noi chiamiamo zona salmonicola. Quindi siamo felici di aver avuto questa occasione e di aver presentato la carta ittica in questa importante manifestazione. Oggi ho presentato il progetto che la società sta sviluppando su incarico della Regione Veneto, che prevede il ripristino dei popolamenti ittici dei corsi d'acqua della parte del Veneto che hanno subito danni in seguito alla tempesta Vaia. Come sapete, la tempesta non solo ha distrutto patrimonio boschivo, ma ha intaccato pesantemente anche i corsi d'acqua e la fauna ittica che in essi vive. Con questo progetto faremo prima un'attività di valutazione di quelli che sono stati i danni al patrimonio ittico e dopodiché a partire da questo verranno messe in atto tutta una serie di attività e strategie che dovranno ripopolare i corsi d'acqua e sostenere quelli che saranno gli incubatori di valle del territorio che negli anni futuri dovranno garantire la prosecuzione di questa attività importante di ripopolamento che viene iniziata proprio grazie a questo progetto.